Noi non siamo in grado di raggiungere grandi masse, però possiamo raggiungere attivisti e consiglieri comunali di tutti i territori della Repubblica Italiana. E ci proviamo, perché Autonomie e Ambiente ha raccolto un po' la sfida di fare qualcosa contro il centralismo autoritario. Noi lo facciamo perché territorio per territorio, comune per comune, paesino per paesino, quartiere per quartiere, noi abbiamo bisogno di restituire dignità, onore, risorse ai nostri amministratori locali, perché solo in quella prossimità noi riavremo l'assistenza agli anziani, la formazione nella scuola pubblica, la cura della salute con dei medici che siano veramente sul territorio e con tutte le persone che li aiutano negli ambulatori di prossimità, e infine anche tutto quello che è il decoro e la cura del territorio, non ultimo visto anche le sofferenze nella Repubblica. Forse c'è una via di mezzo tra l'abbandonare l'alveo di un fiume e non farlo trasformare in un pericoloso ammasso di legname, ma la via di mezzo, il buon senso, il ritorno alla cura, il ritorno alla solidarietà, vengono dal basso. E noi abbiamo accolto questa sfida con Autonomie e Ambiente, una nuova grande alleanza civica, ambientalista e autonomista, con cui vorremmo andare alle elezioni europee del 2024.